Potrebbero venire celebrati tra lunedì e martedì della prossima settimana i funerali delle vittime e dell'autore del duplice femminicidio. Sono in corso da stamani le autopsie sui corpi di Lidia Milikovic, Gabriela Serrano e di Zlatan Vasilevic. Dopodiché il magistrato potrà dare il nulla osta alle esequie. La folle mattanza che ha sconvolto l'intera comunità vicentina e straziato l'attuale compagno di Lidia, presente ieri sera al momento di ricordo che si è svolto in Piazza dei Signori. È stata una tragedia annunciata, sì, perché si sapeva chi era, che persona era e cosa poteva fare. Di lei restano i ricordi, la vicinanza, la paura condivisa in questi anni, l'addio di quel giorno in cui insieme nel pomeriggio sarebbero andati a firmare le carte per il rogito, appuntamento a cui Lidia non è mai arrivata. Resta ora un mazzo di rose in via Vigolo, dove si sono interrotti i loro progetti. Si vive cercando di dare conforto, ma quando hai la paura nel cuore, quando hai la paura dentro, puoi dare tutto il conforto che vuoi, ma quella cosa dalla testa non ti uscirà mai. La giustizia dovrebbe fare di più. Come ho già detto, forse dovrebbero uscire un po' più dai loro schemi. L'abbraccio dell'amministrazione che per martedì ha convocato un consiglio comunale straordinario per far luce sul tema dei femminicidi, tema sul quale si interrogano le autorità, i sindacati, i vicentini che rivolgono il pensiero ai figli delle due vittime. Sono fatti gravi che hanno sconvolto tutta la nostra collettività. Certe cose non possono ancora accadere né ora né mai, mi ha colpito profondamente, ma per l'efferatezza della violenza con cui è stata perpetrata questa barbarie. E mi dispiace profondamente anche per i figli delle rispettive donne che sono state uccise. Per ricordare che comunque nell'umanità comunque la femminilità è presente anche negli uomini e quindi un uomo che uccide una donna ha già ucciso la sua femminilità. Ci ritroviamo sempre e comunque con il discorso della solidarietà quando il fatto è accaduto, mentre dovremmo mettere in atto cose preventive perché questi fatti non accadino più. E penso che siano delle situazioni che sono molto più vicine a noi, più di quanto si possa pensare.